Era una persona buona, per conto mio, molto gentile, con tanta gentilezza, cordiale. No, io non posso dire proprio niente di quel ragazzo. Mi sono meravigliata perché ho detto fare una cosa così. Non penso a un uomo per me, era molto bravo, insomma, una persona per bene. Adesso so di parlare con una signora e le sofferenze e basta, basta. Mi dispiace tanto. Qua bisogna benedire veramente. Viene descritto così dai vicini di casa Dino Keber, un uomo energico, a tratti un po' esuberante, ma tutto sommato una brava persona. Ma dietro quella facciata di normalità si nascondeva un baratro fatto di dipendenze, problemi di salute, soffriva di una grave forma di diabete e un'ossessione tossica. Per questo da anni era seguito dal centro di salute mentale della ULSS di Dolo, dove si era recato spontaneamente e da dove non era mai stato prescritto un TSO. Il suo disagio però non era invisibile. Ad accorgersi che qualcosa non andava, anche l'avvocato Matteo D'Angelo lo conosceva da oltre 30 anni. Come legale racconta di come a suo avviso l'abisso di Keber avesse avuto inizio con la separazione dalla figlia per la fine della relazione con la compagna madre della bambina. Sicuramente quello che è successo con sua figlia l'ha segnato, ma non posso escludere che anche quello sia stato una concausa di altre cause poi provenienti da molto più distante, da quando era molto più piccolina. Insomma. So che ha avuto delle relazioni difficoltose, questo per sua stessa ammissione, ma i termini delle difficoltà non li conoscevo. Io ho sempre avuto delle enormi fragilità segnate dalla perdita di un fratello, dove lui eravamo piccolini tutti e due, il fratello era un po' più grande, morì di overdose, e la separazione dei genitori, un rapporto con il padre non proprio idilliaco, e quindi insomma questa fragilità che poi da un certo punto di vista veniva compensata o dal canto suo mascherata con questa sua estrema vitalità, diciamo così, nello sport motoristico, nel dedicarsi ai motori, quasi a livello estremo. I motori, la passione di Keber al punto che aveva trasformato una parte della sua abitazione in officina dove lavorava come meccanico, sebbene completamente abusivo. E questa alle mie spalle, a San Bruson di Dolo, la casa officina dove Dino Keber, il femminicida, abitava, viveva e lavorava. Una casa officina gestita in modo completamente illegale, era infatti sprovvisto di qualsiasi tipo di autorizzazione. Una vita condotta al limite, questa dell'assassino, nel cortocircuito comunicativo tra istituzioni sanitarie e quelle preposte alla sicurezza. Così il sindaco di Dolo, che fa anche un mea culpa. Ritengo che ora le indagini e gli approfondimenti siano fondamentali, ecco, per capire quale cortocircuito, come lei ha detto, se c'è, se esiste, perché sia avvenuto. Ecco, di fondo però c'è qui un carico appunto di responsabilità e di anche indifferenza che deve essere colmato attraverso, lo ripeto anche a me stesso, un ruolo educativo.